Sono passati pochi giorni che Ding è il nuovo campione del mondo ed è già stato battuto. Brutta, brutta cosa. Battuto da chi? Da Firugia, proprio quel gran maestro. Non so se vi ricordo che Carlsen ha deciso di non difendere il titolo. Ha detto: guarda, difenderei il titolo se a sfidarmi ci fosse Alireza Firugia, ossia questo ragazzo che ha battuto Ding. Forse Carlsen ci aveva visto a lungo che questo giovane ragazzo ci prometterà cose importanti. Chi lo sa, forse in futuro diventerà lui il campione del mondo. Fatto sta che Ding ha appena perso. Ora, essere campione del mondo significa avere un sacco di responsabilità, avere tutti gli occhi puntati e non so se vi ricordate, ma quando c'era Carlsen campione, quelle rarissime volte in cui perdeva, perché sono state partite in cui non perdeva da 40 partite, quelle pochissime volte in cui perdeva, la sconfitta diventava una notizia. Ecco, ho paura che con Ding la sconfitta non sia una notizia, ma che sia una cosa, diciamo, di routine che potrà capitare a tutti questi top level. Quindi chissà se davvero Ding è una spanna sopra gli altri o è alla pari degli altri e ha avuto solamente la fortuna di fare lo sfidante di Nepo e quindi potersi aggiudicare il titolo. Ma vediamo questa partita. Ora non la vedrei tutta dall'inizio perché è stata una noiosissima Rui Lopez, che ormai tutti noi conosciamo benissimo, l'abbiamo citata 10 miliardi di volte. Vado molto velocemente su una serie di cambi. Qui c'è un'idea molto interessante di Ding, dato che ci sono questi due pedoni della Rocco spinti da parte di Firugia, dice di giocare subito H5 con l'idea di spingere in H4 e dopo che è spinto in H4 ovviamente o si cattura indebolendo la Rocco o addirittura se il bianco decide di spingere si creeranno poi dei buchi, delle case molto deboli. Quindi ok, mossa di Regi 2 capibile sia per consolidare la situazione ma anche per togliersi da eventuali inchiodature. Molto importante come mossa profilattica, qui una serie di manovre. Qui c'è stato un sacrificio di pedone per poi rifarsi sul pedone F7 o meglio ancora su un'ipotetica inchiodatura e attacchi su questi punti eccetera eccetera eccetera. Qui c'è stato qualche errorino, qualche mossa non proprio precisa al 100%, ma arriviamo alla fine di queste combinazioni dove qui si dà la donna per questa situazione. Siamo arrivati in questa precisa situazione, siamo a mossa 35, guardiamo gli orologi sulla sinistra, c'è Ding che ha 5 minuti e 36, Firugia che ha 2 minuti e 38, quindi qui ci sta che i giocatori non giochino più le mosse migliori, anche se abbiamo già visto che hanno commesso delle imprecisioni prima. Mossa al bianco, e ora mossa al bianco non ci sono troppe mosse da fare, o si dà uno scacco, non so, donna F3, donna F1, dare uno scacco in queste condizioni è sempre cosa buona e giusta, sia perché prendiamo l'incremento dell'orologio, sia perché sappiamo che il nostro avversario deve muovere il re e non ci può sorprendere con effetti speciali. Un'altra mossa eccezionale, che è quella che viene giocata, è donna E2. Quando il nostro avversario ha un pedone passato, cioè un pedone che è lì per andare a promozione, bisogna bloccarlo. Ora, la regina non è il pezzo bloccante migliore in assoluto, ma purtroppo il materiale è scarso. O c'è la regina o c'è il re, e devo dire che fra i due preferisco mettere la regina come pezzo che blocca. E ora, signore e signore, qui c'è un problema. Che cosa fa ora il nero? Il nero potrebbe ambire ad una patta qui, no? Perché è difficile da vincere questa posizione per il bianco. C'è qui l'alfiere che tiene questo pedone, se la regina andrà troppo a spasso questo pedone potrà essere spinto poiché è sorretto dalla torre, quindi questa potremmo dire che è una posizione quasi di patta teorica, anche se il motore dice un più 0,61, c'è qualche chance per il bianco. Qui il motore consiglia varie mosse per il nero, mosse come torre 5, mosse come re G7, quella sbagliata è re 7 che viene giocata in partita. Perché questa mossa è sbagliata? Ora la regina ovviamente non può catturare questo pedone anche se il re si è interposto qui davanti. Probabilmente non è la mossa migliore perché con re G7 potresti impostare un torre 7 cercando di creare una fortezza
e dove hai tutti i pezzi più o meno controllati, tutto tranquillo, il nero gioca un gioco tranquillo. Un'altra idea interessante sarebbe anche quella di giocare subito un torre di 8 con l'idea di andare con la torre in D2 e ovviamente andare a papparsi la regina. Qui ci sarebbe la possibilità per il bianco di togliersi e la torre sarebbe potuta comunque entrare in seconda traversa, anche se il bianco qui avrebbe uno scacco con attacco doppio su questi pezzi. E ora dopo o spinta subito o torre per B2 e adesso c'è questa possibilità di spinta e ci sono cose non bellissime al 100%. Torniamo indietro, torniamo invece alla mossa del testo che è re in E7. Difficile da considerare cattiva questa mossa, ma è così che è andata. Ad ogni modo, l'idea sempre di questa mossa è quella di far spazio alla torre ed entrare in seconda traversa con doppi. Qui Firouzja ha bisogno di far entrare in azione il proprio re e quindi decide di iniziare a farlo spostare da questo posto. Scacco, il re si sposta ancora e finalmente la torre entra in seconda traversa con attacchi su B2. Donna G4, che è tu mi attacchi B2, io ti attacco G6, nel momento in cui sarà caduto il pedone G6 ho questi due pedoni fortissimi che potranno dare più fastidio del tuo pedone in D3. Re in F6 per cercare di controllare il pedone, ma se guardiamo la barra qui a lato, tutta per il bianco. Perché? Perché ora la regina può dare scacco sostenuta dal pedone, può dare scacco ancora e ora anziché andare a prendersi questo pedone che è da un'altra parte della scacchiera dove non sta succedendo nulla, G4 è una mossa fantastica, ancora maggiori supporti per la donna, possibilità di spingere e limitare ovviamente anche il movimento del re. Torre per B2 viene giocata in partita, G5 scacco, il re si deve spostare e adesso grazie a una serie di scacchi Firouzja si porta in una situazione fantastica. Adesso arriva l'attacco doppio, il re deve scappare e quando scapperà si beccherà ancora un altro scacco. Qui la situazione è drammatica, scacco, re in F4, G6 e questo pedone è veramente inarrestabile. L'unica cosa che può fare il nero probabilmente è mettere una torre in G2, ma comunque questo pedone si sostiene molto facilmente, basta semplicemente scacco e questo pedone è sostenuto. Scacco, così è andata la partita, torre B2, scacco, il re si sposta, scacco ancora e adesso torre in G2 è l'ultima speranza, ma dopo donna F7 come dicevamo questo pedone è protetto. Poteva qui il nero cercare di giocare in questo modo cercando di vincere? Sì, ma il bianco semplicemente sarebbe stato più veloce. G7 e va a promozione. Il nero non può andare a promozione in 1 poiché quella casa non è tenuta da nessuno. Quindi ragazzi, in questa partita a tempo lungo, perché stanno giocando tutti i top level in Romania, abbiamo avuto la prima sconfitta del campione del mondo. Ai ai ai, chissà se Ding, che è un ragazzo così emotivo, riuscirà a sostenere tutta questa pressione e questa responsabilità che ovviamente gli dà la carica di campione del mondo di scacchi. Bene ragazzi, noi ci vediamo nei prossimi video e alla prossima. Ciao!